conferenza stampa di presentazione di Sicurezza Vera, campagna nazionale. Padova è stata scelta come città pilota per il Veneto, quindi adesso andremo a capire concretamente che cos'è Sicurezza Vera, questa campagna contro la violenza alle donne e gli stereotipi di genere. I pubblici esercizi rappresentano un vero e proprio presidio, non soltanto in centro ma anche in periferia e in ogni strada, perché laddove c'è la luce, lì c'è sicurezza. Ecco perché questo progetto è veramente bello, interessante, ma soprattutto concreto. Ecco, bisogna non solo intervenire, ma prevenire. Sì, come ho detto in conferenza stampa, mi piacerebbe che la Polizia di Stato e le forze dell'ordine in genere non rappresentassero uno strumento di un pronto soccorso, ma che rappresenti invece la prevenzione. Bisognerebbe prevenire prima che questi fatti accadano e soprattutto prima che la donna denunci. Noi abbiamo due parole chiave all'interno di questa manifestazione, sono sperimentazione e innovazione. L'argomento è di grande interesse, di sicuro interesse, anche perché si ricongiunge a un tema che va oltre il tecnico, ma anche la cultura di come si vive anche l'innovazione sociale oltre che tecnologica. Abbiamo fatto una sintesi tra i numeri che rappresentiamo sul territorio, perché è un presidio fittissimo, una rete a maglie strettissime più di quanto immaginavamo esserlo, e quindi come fare a non riconoscerci un ruolo che già in realtà svolgiamo, che è quello di accoglimento, di ospitalità, e aggiungere anche quello di essere delle sentinelle formate, e per questo abbiamo bisogno di ragionare in maniera complice e complementare con una istituzione come la Polizia di Stato, che ci deve formare per poter intercettare e poter saper bene cosa fare, perché sappiamo bene quanto è delicato il tema della violenza di genere e magari sbagliando approccio perdiamo quel momento giusto per poter prevenire una violenza maggiore, perché è ovvio che viene fatta poi fuori dal pubblico esercizio. È molto importante quindi l'attività di prevenzione che noi facciamo. Il poliziotto che si trova nel primo intervento di volante è fondamentale che capisca il pericolo reale che sta correndo la vittima e che gravità questo pericolo assume in quel momento. L'attività di prevenzione dunque si ritiene fondamentale per anticipare sempre di più l'intervento al fine di evitare episodi di violenza grave. Il trattante, quando esercita questa sua arroganza, cattiveria, forza nei confronti della persona maltrattata, cambia atteggiamento quando viene fermato subito e quando si confronta con un'autorità terza, che è l'autorità DPS. E da tempo mi sto occupando di tematiche di genere, perché mi piace, perché la sento mia. Parto dalla fine. Parleremo di questo progetto nel giornale che io dirigo, che si chiama Fuori la Voce. Abbiamo coinvolto Appe fin dall'inizio e mi piacerà raccontare quello che diventa Sicurezza Vera. Si entra nel concreto, quindi voi verrete formati, a vostra volta potrete fare un servizio. Prima raccontavi che spesso vi arrivano dei bigliettini con dei numeri che possono rappresentare tante cose. Possono rappresentare qualsiasi cosa. Le richieste di aiuto in un pubblico esercizio si manifestano in tutte le loro forme, ma li vedi proprio già solo nell'orario in cui una persona viene a bere il caffè, presto, tardi, anche quando c'è il cancelletto chiuso ti dice posso venire lo stesso, tu capisci che c'è qualcosa che non va. E per adesso, non essendo formati, cosa facciamo? Facciamo parlare, facciamo sfogare la persona che abbiamo davanti facendoci raccontare quello che vuole, dalla fesseria più magari qualcosa un po' più grave. Fino ad adesso cosa facevamo? Non avendo le competenze adeguate, diciamo che la indirizzavamo su cosa avremmo fatto noi al suo posto. Da adesso in poi ci auguriamo di essere particolarmente più incisivi e più d'aiuto.